Questo mondo è fantasticamente presieduto dal mio amico e collega Luca Pancali, che ho sentito ieri, quindi porto anche i suoi saluti. Credo che la testimonianza qui è perché insomma, il Veneto è anche coprotagonista insieme alla Lombardia, adesso anche le province di Trento e Bolzano, di Milano, Cortina, 2026, e tutti quanti, anche io ogni tanto magari nel lessico, nel modo di parlare, ci scordiamo che non è solo l'Olimpiade ma anche la Paralimpiade, e che questo quindi fa sì che fortissimo desiderio di avere una spinta anche culturale per sostenere questo meraviglioso mondo che sta facendo grandi progressi, per cui soprattutto qui a Treviso Laghi-Grada, che è appunto la città dello sport, un tempo era cittadella, adesso è proprio la città dello sport, è la testimonianza migliore. Poi già che ci siamo diamo un pensiero, un bacio a questa atleta Maric Vertou, che abbiamo letto questa mattina questa notizia che ci ha lasciato tutti quanti nel mondo dello sport tristi. Pancari ha scritto su un giornale una bella pagina di considerazioni, perché mi rendo conto che le sofferenze sono state molte, lì c'è anche una malattia degenerativa, però lo sport nel mondo paralimpico ha saputo dare tante risposte e soprattutto tante speranze, per cui bisogna continuare a crederci. Compagnia del Presidente Busolin. Allora Presidente, il senso di questo momento? Il significato di un'azienda che con soddisfazione per 6 anni ha organizzato un evento importante, unico in Italia, a favore del territorio, a favore dei disabili, dello sport paralimpico. Devo dire anche che abbiamo avuto un intermezzo delle Olimpiadi in Brasile nel 2016, dove siamo riusciti a mandare 4 atleti veneti grazie al contributo di Ascotrade, quindi insomma abbiamo svolto in questi anni un ruolo importante. Crede che i mass media nella loro totalità contribuiscano in che percentuale a far emergere questa sensibilità, questa partecipazione? Ma io credo che viviamo in un paese dove si parla un po' troppo di calcio, di professionismo e poco in generale delle attività sportive che hanno però una funzione sociale importantissima, e non mi riferisco solo ai disabili ma anche a tutto lo sport giovanile ad esempio, che oggi ricoprono appunto una funzione sociale molto importante e si sostituiscono spesso al pubblico, dunque bisognerebbe avere più attenzione. Il mio sogno francamente è che dopo di noi arrivino anche altre aziende a sostenere lo sport paralimpico. Domenica 10 novembre a Montebelluna ci sarà una giornata importante, perché ci sarà una partita nel pomeriggio che vedrà opposta di calcio a 5, una formazione di ragazzi normodotati contro una formazione di ipovedenti, e i ragazzi normodotati verranno appunto dotati di un paio di occhiali cada uno, occhiali che ne limiteranno la capacità visiva. Questo evento è organizzato dal presidio ospedaliero di Montebelluna. Ecco, cosa crede, cosa pensa di questo evento? Ma guardi, normalmente quando mi fanno delle domande sono io che cerco almeno di raccontare qualcosa di interessante a chi mi sta guardando, ascoltando. In questo caso sono invece nelle condizioni e nella volontà di ringraziarvi, perché non sapevo di questa iniziativa, bellissima, complimenti a chi l'ha pensata, a chi la sta portando avanti, a chi l'organizza. Nel basket c'è già una disciplina sportiva in cui a livello di squadra si mettono in condizione di giocare persone normodotate con chi ha delle forme di disabilità, quindi si confrontano tra di loro. Invece in questo caso si va addirittura oltre, c'è un concetto che chi è appunto normodotato si mette allo stesso livello, tra virgolette, di problematiche di chi invece ha meno fortuna.